Signori, buongiorno, bentornati nel canale con questo splendido panorama sulle colline sovizzesi. Oggi siamo con una bici un po' particolare, vi lascio indovinare dal rumore che bici è. Esattamente, proprio lei. È la Turbo Levo, siamo in bici elettrica oggi. Sarà in off season, però con questo clima magnifico e queste giornate così limpide è veramente un peccato stare in casa. Motivo per cui ho preso su questa, il motard, andiamo a fare qualche traverso, qualche salitina impossibile. Il divertimento con questa non è tanto fare le discese, che comunque ci si diverte un botto lo stesso, ma non so, il fetish che ho è un po' fare quello che di solito faccio in discesa lo faccio in salita, quindi vado a divertirmi. Dai, vamos, andiamo a fare qualche sentierino. Allora, questo è un sentiero che fa parte di un anello che si chiama Percorso Vita di Sovizzo. Siamo zona Montemezzo e osti, tachiamo beh. Dicevo che questo è un sentiero che fa parte di un anello che si chiama Percorso Vita, un anello che all'andata è pieno di attrezzi, robe super fighe per fare qualche esercizio in mezzo alla natura, e poi si torna indietro per questo sentierino che, madonna come si impenna, e poi si torna indietro per questo sentierino che non è niente di che, ma di solito in discesa, se fatto forte, è abbastanza maschio, e secondo me in salita è bello caratteristico, salita, che poi è tutto un sali e scendi come vedete, però ci sta. Oggi non c'è da allenarsi, non c'è da fare niente, c'è solo da divertirsi. Tra l'altro i sentieri sono anche abbastanza bagnati perché ha piovuto parecchio i giorni scorsi. Devo riprendermi un attimo con questa bici. Avevo fatto il primo episodio, tra virgolette, con questa bici l'anno scorso, in questi giorni, fatalità, è arrivato quasi a 35.000 visualizzazioni. Non ce la faccio, troppi ricordi. E speriamo che questo vada uguale, dai. Io mi diverto un sacco con questa bici, ringrazio sempre la mamma che me l'ha prestata. Qua è bello scassato, ma noi abbiamo i nostri 100 cavalli americani che speriamo che stanotte abbiano dormito bene, però a sentire da come spingono direi di sì. Via, mamma come si arrampica. Sospensioni rigorosamente aperte anche in salita, forse servono di più in salita che in discesa su questa bici, che comunque sono a 166 battiti per chi dice che con la bici elettrica fatica non si fa, e sono in turbo, quindi si spinge. Che strano fare i sentieri al contrario rispetto a come li si fa di solito. Dicevo, è sempre in discesa lo faccio, non l'ho mai fatto in salita questo, anche perché sarebbe veramente duro con la mia bici. Si fa, perché si fa, ma sinceramente non ho neanche tanta voglia di tribolare così tanto. Primo sentierino andato, siamo arrivati qui a Montemezzo. Guardate che giornata, ragazzi, che top. Là c'è qualche nuvoletta perché verso sera dovrebbe arrivare il nuvolo, ma adesso è mattina, quindi noi andiamo avanti, ci divertiamo, gommo tiene e siamo al top, ci divertiamo un sacco oggi. Diciamo che la bici è bella pesantona rispetto alla mia, perché secondo me pesa 17 kg in più rispetto alla Spark, quindi anche da guidare è un po' più macchinosa. No, in realtà no, macchinosa, è un po' più fisica da guidare, quindi bisogna, per portarla dentro in curva, per dire, bisogna fare più sforzo rispetto a una bici che pesa molto meno, ma chiaramente bisogna tenerla, i freni sono maggiorati rispetto a una bici da cross country, ma è quello il bello, cioè a noi ci piacciono questi mezzi un po' ignoranti così. A me piacerebbe avere una bici da enduro da usare per fare tecnica, guardate che roba. Ma non la go, quindi ogni tanto che c'è la bicicletta mia mamma. Seconda PS di giornata, perché qua ragazzi non parliamo di sentieri, qua parliamo di prove speciali come nell'enduro. Questo per i local è il sentiero dei cavalli che si prende da Torregelle, ma al contrario. È veramente cattivo questo, mi sa che in su non si riesce a fare. Speriamo che i cavalli americani qua siano anche dopati, che i cavalli va bene, l'uomo no. Che poi è bellissimo usare sta bici perché ti sembra di essere shooter sulla Spark, cioè lui va su così probabilmente qua, poi con queste sospensioni da 2000 di escursione, cioè è il top. Io chiaramente la uso sempre in turbo perché ho fatto fatica tutto l'anno, quindi quando esco con questa, che
per gentile concessione mi viene prestata e voglio divertirmi senza fare più di tanta fatica, anche se in realtà spingi lo stesso. Guarda che Ciappemmo è la via più semplice, quindi così sempre in turbo bruci abbastanza la batteria. In realtà mia mamma, quando siamo andati a fare il giro del rifugio Papa, mi raccomando, dopo che avete finito questo video andate a guardare anche quello, perché è stupendo secondo me quel video là. Quando siamo andati a fare quel giro là sono venuti fuori più di 2000 di dislivello ed è riuscita a farlo con una carica chiaramente tutto in eco, gomme un po' gonfie, ma è arrivata che aveva ancora batteria, quindi potenzialmente secondo me in eco 2005 di dislivello li si fanno sta bici. E ora aspetta un attimo perché adesso vado a concentrarmi. Poi parlo così come essere Robby Bragotto. Allora, qua si scivola, sentite come slitta, ci vuole il traction, come dicevo prima. Però, guarda che roba. Raga, tratto di trasferimento da Torreselle a Montepulgo per andare a prendere la famosissima Sassara. Eccoci, scendiamo. Sto proprio attentissimo, primo perché è una settimana che non salgo in bici dall'ultima gara che ho fatto, primo. Secondo perché quando ho chiesto a mia mamma se mi prestava la bici mi ha detto sì, però devi farmi una promessa. E ho detto vabbè, saranno le solite cose, non andare a farti male, no, non cadere, perché avevo paura della bici. No dai, scherzo, è che mi sentirei estremamente in colpa a cadere con questa bici che me l'ha prestata così per fare il cretino. Là. Oh wow, che stabilità, Dio buono, quanto mi piace, anche perché poi viene su che è un piacere sta bici. Uno dice è pesante, non si alza, no, viene su. Bene raga, sto salendo nella dorsale opposta, cioè dall'altra parte della valle praticamente, che torniamo verso casa. Ho un'oretta ormai. Ciao. 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 Quanto male mi guarda la gente perché salgo a 25 all'ora. Poi sono i puristi, quelli della strada, che ti odiano, non si sa perché, non lo sanno neanche loro, però ti odiano perché vai su forte. Sentiero stretto, qua ogni tanto si mettono in camporella. Mi ricordo io e il mio amico Davide un giorno dopo scuola siamo usciti in bici e abbiamo trovato due qua che stavano cercando di concepire un bambino. È stato simpatico ma anche imbarazzante perché qui è veramente stretto e io sono passato abbastanza agilmente, mentre Davide, che si ricorderà sicuramente la scena, si è incastrato col manubrio nella rete davanti a questi due qua che erano senza pantaloni e niente, c'era un po' di imbarazzo nell'aria. Come on Danny, stay on your bike. Woohoo! Si whippa anche sta bici. Soy el fuego che arde. Via, come sguiscia questa bici imbizzarrita, bisogna sculacciarla. Ma che ne sa la Ferragni di sta roba. Messaggino alla mamma per dirle che faccio l'ultima discesa e arrivo. Invia. Ho premuto il pulsante sbagliato, scusate. Ah, e il messaggio che ho mandato alla mamma non è come mi ha scritto qualcuno, perché devo chiedere il permesso ai miei per uscire in bicicletta. No, non è per quello. È solo per far sapere a mia mamma che la sua bici è ancora intera. Ecco, tutto qua. Raga, siamo arrivati alla conclusione di questo video, siamo a 31 km e praticamente 900 di dislivello, quindi un bel giro. Ho ancora metà batteria, quindi il margine ce n'è a sufficienza per divertirsi. Vi stufate prima voi della bici, questo poco ma sicuro. Niente, è bellissimo ogni volta andare via con questa bici, cercherò di farmela prestare più spesso.
ovviamente il titolo è provocatorio. Questa bici fa schifo da quanto è bella. Credo che sia la migliore amica del ciclista in off season. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!